Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buon pomeriggio a tutti. Oggi parliamo di qualcosa di cui abbiamo già parlato insomma un po' di mesi fa, quando iniziò questo processo, un processo che è stato istruito dopo 50 anni e si è concluso dopo 50 anni dalla vicenda, un processo importante perché la vittima è praticamente la prima vittima donna dei sequestri dell''ndrangheta qui al nord, e Cristina Mazzotti, per soprattutto per l'omicidio, poi ne parleremo più specificatamente, ehm, sono state condannate oggi, quindi dopo 50 anni per omicidio volontario aggravato, 2 persone, Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. Calabrò tra l'altro, ha tentato la fuga ed è stato poi, preso, dalla DDA, dalla squadra mobile, perché appunto, il pericolo di fuga era pesante, insomma. Intanto vi ricordo i numeri ai quali potete intervenire: 0292947222 e 340 670 9659. Ho qui con me 2 ospiti graditissimi, perché sono 2 giornalisti veramente di spessore, 2 cronisti qui della Lombardia. Con tutti e 2 abbiamo parlato già, e in particolare con uno di questa vicenda, perché ha scritto un libro insomma l'anno scorso, e quindi ho qui con me Gabriele Moroni, storico inviato del Giorno, e Emilio Magni, storico cronista della provincia di Como. Diciamo, Emilio forse è quello che ha vissuto la vicenda di Cristina più da vicino, proprio ai tempi, siamo nel 1975. Bene, benvenuti ad entrambi e facciamo questo viaggio nel passato. Ci siete? Sì, buongiorno Laura. Buonasera, ci siamo. Buonasera a tutti e 2. Allora, Buongiorno Emilio. ecco, io so che vi conoscete, vi volete bene, quindi Sì. Ti conosciamo da qualche ora, Laura. ecco, Siamo amici. Siete amici ed è bellissimo questo, siamo tutti e 3 amici, dai. Assolutamente, Laura. Ecco, e questo è bello perché, visto che, in questo periodo, in questi giorni anche, si sta, mettendo un po' in discussione, il valore del nostro mestiere, il valore delle notizie, che diamo, che sono vere o non considerate vere da chi magari non le dà. Ecco, allora a questo punto io mi circondo di maestri, okay. Chiedo allora, chiedo proprio prima di tutto un commento su questa sentenza dopo 50 anni. Prima a Gabriele e poi ad Emilio. Gabriele, di pure cosa ne pensi di una sentenza dopo 50 anni? È la classica medaglia con due facciate. Da una parte quella positiva, dopo mezzo secolo la giustizia non va in prescrizione, dall'altra c'è che questa giustizia arriva veramente dopo mezzo secolo con degli imputati quasi ottuagenari. E vorrei ricordare anche, Emilio potrà dirlo molto meglio di me, che ci fu anche un'archiviazione per prescrizione del reato di sequestro di persone nel 2012. Sì. E devo dire che se c'è un merito da attribuire a questa sentenza, ancora prima al fatto che questa vicenda sia stata rivitalizzata, per così dire, io l'attribuirei all'avvocato Fabio Repici, che era avvocato della famiglia di Bruno Caccia, il procuratore assassinato a Torino. In queste mansioni si imbatté nella vicenda Mazzotti
e fece un esposto alla Procura di Milano, siamo nel 2021, segnalando una cosa molto semplice ma molto importante, che l'omicidio non va in prescrizione. Bravo. C'era stata anche una sentenza della Cassazione Camere Riunite che dichiarava imprescrittibili i reati astrattamente puniti con il carcere a vita, e da lì si sono avviate la procura con il PM Civaldi, la Polizia di Milano, un grande lavoro sicuramente, finché le pale della giustizia si sono definitivamente avviate. Basta, mi taccio. Sì, perché questo ci dà grande speranza. Dopo parleremo di un altro caso, Gabriele, tu hai già capito cosa. Emilio, Vagamente. Emilio, è bellissimo questo commento proprio dell'avvocato Repici, perché ricordiamo che oltre a 2 ergastoli, e vabbè, poi c'è un'assoluzione per Antonio Talia, ma 2 ergastoli, abbiamo anche, i giudici hanno anche stabilito che Marina e Vittorio, sorella e fratello di Cristina, dovranno essere risarciti dai 2 condannati in separata sede civile, e dovrà essere affissa questa sentenza in diversi comuni, tra cui Como, Opilio e Castelletto Ticino. La sentenza, dice Repici, della Corte d'Assise di Como, è una pagina di grande dignità della giurisdizione, rende omaggio alla memoria di Cristina e al dolore dei congiunti, e finalmente segna il crollo dell'impunità di Demetrio Latella e di Giuseppe Calabrò, capo indiscusso dell''ndrangheta in Lombardia. Ecco, Emilio, tu hai dedicato un libro bellissimo a questa vicenda, se poi vuoi ricordare il titolo, è di Total Mursia, e soprattutto la tua testimonianza è una testimonianza anche di cuore, perché tu l'hai proprio vissuta da vicino anche con la famiglia questa vicenda. Ecco, hai avuto modo dopo la sentenza di sentirli, o cosa ti senti insomma di dire? Io personalmente di questa sentenza sono soddisfatto, perché anche se è arrivata 50 anni dopo, comunque è arrivata. Quindi per me è importante, perché sapere che questa povera, che gli autori di questo efferato delitto, proprio un delitto, ci fossero ancora due protagonisti, o 3, no, o 4 ancora in giro, mi addolorava assai, mi addolorava e mi faceva parecchio arrabbiare. Quindi, perché io questa ragazza la ricordo ancora con grande intensità, con commozioni forti, perché l'ho vista, l'ho conosciuta benissimo, io per una combinazione che capita talvolta anche ai cronisti, io l'ho vissuta doppiamente, perché 50 anni fa, perché allora ero giovane, perché l'ho vissuta come cronista della provincia, del giornale della provincia, dove lavoravo prima che andassi al giorno assieme all'amico Moroni. Scusate, poi l'ho vissuta da amico di famiglia e conoscevo benissimo questa ragazza. L'ultima volta che l'ho vista era seduta al bar Borgisio, al famoso bar Borgisio di Erba, che era allora, questo nome non c'era ancora, era un po' la movida dei giovani di Alto Brianzoli, e era seduta sui gradini del bar, e aveva mia figlia Benedetta che aveva 5 anni sulle ginocchia, le comprò una Chewingham e mi disse: ciao amico del nonno, perché io la conoscevo da quando era bambina, perché di 2 o 3 anni, perché frequentavo molto la famiglia, la casa, la villa del nonno paterno Alberto Airoldi, Sì. dove ero amico dello zio, quindi ero uno di casa, insomma, della famiglia. Quindi figuratevi un po' come ha colpito, come un pochettino ha segnato la mia vita questa tragedia. Quindi sono contento anche perché hanno sia il pubblico ministero, la Bassena, sia i giudici hanno adottato ancora, hanno questo condanna dell'ergastolo per omicidio con dolo, quindi hanno tenuto conto
di questa storia dell'omicidio con dolo, quindi hanno l'ergastolo anche per questi. Sì. E li hai Mm, sentiti i parenti dopo la sentenza? Non ho capito, Li hai scusa. sentiti i parenti dopo la sentenza? Ah, no, io ho sentito una cugina, Mhm. la cugina Laura Saviano, alla quale anche lei è contenta, e ho sentito Carlo Galli, che è il ragazzo Sì. che era il ragazzo che era con lei alla guida, il suo boyfriend, che era alla guida Sì. dell'auto, della Mini Minor, quando li hanno Sì. rapiti. E anche lui è soddisfatto mi ha detto soddisfatto del sentito, però non ha capito, lui ha detto che non ha capito perché hanno Mm. assolto uno e poi dice che c'è in giro ancora il quarto che non è stato, quello è ancora da scoprire, deve essere ancora punito. Lui dice che è uno piccolino, quindi l'ha già detto tante volte anche agli inquirenti, quindi la cosa è già nota. Bisognerà aspettare probabilmente che qualcuno parli. Ricordiamo il sequestro di Cristina, che era questa studentessa milanese, tra l'altro del liceo Giosuè Carducci, che gli ha dedicato un'aula, perché c'è proprio questa dedica al liceo, che venne rapita nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio del 75 a Eupilio, Como, dove appunto aveva una villa di famiglia, e poi venne ritrovata però cadavere il 1° settembre in una discarica di Gagliate vicino a Novara. Era morta, cioè Cristina morì per per l'asfissia, perché era stata detenuta, diciamo, in questa buca così piccola, ma così piccola che quasi non riusciva a starci nemmeno lei, e veniva alimentata, pochissimo ovviamente, tramite un tubicino largo pochissimi millimetri, e quindi morì per l'asfissia, cioè una morte veramente atroce. Tant'è vero che il libro che ha scritto Emilio dice: "Il rapimento di Cristina, una buca 5 centimetri d'aria". Tra l'altro so che è stato dedicato anche uno spettacolo teatrale, insomma, addirittura a questa vicenda. Sì, Per sì. perché è veramente pazzesca. Gabriele, L'hanno, faccio una domanda. l'hanno, Sì, prego, prego. prego. No, dimmi. L'hanno data pochi giorni fa al Piccolo questa rappresentazione dell'attrice che interpreta la ragazza dentro questa buca strettissima con un tubo di 5 centimetri di diametro, che era 5 centimetri d'aria. Gabriele, tu cosa ricordi di quei giorni, insomma, di questa vicenda? Ma guarda Laura, concedimi il privilegio che si concede agli anziani, il privilegio del ricordo. Emilio è eternamente giovane, io sono anziano. No, I miei ricordi, Laura ed Emilio, sono molto meno diretti, meno toccanti, meno drammatici di quelli che ha evocato così efficacemente Emilio. Sono ricordi di anni a noi più recenti. Ricordo, ecco, con molta tenerezza la mamma di Cristina, che abitava all'epoca a Milano, in centro. Io andai per un'intervista e poi così nacque un'empatia, una simpatia reciproca. Io andavo a trovarla, mi offriva il caffè, io le mostravo le foto del mio primo nipetino, che aveva allora pochi anni, lei mi parlava di Cristina, e così ci siamo fatti compagnia, ecco, per qualche tempo. Ricordo l'intervista con Marina, la sorella, siamo in anni molto più recenti, la sorella di Cristina, una frase: giustizia sì, perdono no. Ricordo quando andai a Tradate in casa di Giuseppe Bonabito, che è qui seduto nel frattempo, non è stato processato, è indicato come l'ideatore del sequestro, che mi accolse
sulla porta di casa, e ricordo questo signore anziano che si reggeva a una stampella, mentre quando andai cercai di mettere una tella che abita nel Novarese, oltre a rifiutarmi, come era prevedibile l'incontro, mi disse attraverso il citofono: parli piano, sa, perché ci sono i vicini. Cioè, Demetrio Latella aveva paura dei vicini, ok. Beh, forse voleva difendere una sua rispettabilità, Certo. conquistata nel tempo. Ecco, però questa vicenda, Gabriele, è stata emblematica appunto perché ha portato all'attenzione un po', dell'opinione pubblica, il fatto che qui al nord, in particolare in quella zona, vi assicuro, insomma, so di indagini attuali della DDA proprio sulle infiltrazioni, ecco, di criminalità organizzata, in particolare calabrese, in quella zona. Quindi, forse per la prima volta si parlò di questo tema, no, delle infiltrazioni, dell''ndrangheta al nord. Tu, che Sì, idea ti eri fatto? certamente. Beh sì, c'era stato il sequestro dell'industriale Torielli a Vigevano nel 73 e quello fu il primo campanello d'allarme di un'infiltrazione mafiosa, soprattutto indranghetista del nord, che venne tragicamente confermata dal sequestro Mazzotti, che vide al centro un curioso e tragico impasto Sì. di malavita milanese, ticinese e poi anche di mafia calabrese. Dovremmo fare un lungo discorso su come il non mai abbastanza istituto del soggiorno obbligato dopo le grandi rivolte nelle carceri abbia portato in Lombardia, in genere nel nord Italia, autentici capibastone con tutto il loro seguito familiare e di comparatico. Ecco, quella era fu la stagione dei sequestri di persona, che credo abbia toccato il massimo della dilatazione mediatica con il sequestro di Cesare Casella a Pavia nel 1988. Poi insomma l''ndrangheta si è reso conto che in fondo i sequestri non erano così redditizi, che bisognava mettere in piedi una batteria di 30-40 persone, che erano più lucroso il traffico di droga e quello delle armi. Il sequestro era anche pesantemente sanzionato dal punto di vista penale. Però guarda, ricordo sempre una frase che mi disse Giuliano Ravizza, il creatore della pellicceria Gabella di Pavia, sequestrato nel settembre dell'81 e liberato la sera del Natale successivo. Mi disse, avevamo un buon rapporto e lui era una grande persona. Mi disse: caro Moroni, io ho dimenticato, quantomeno ho cercato di dimenticare tutto. L'Aspromonte, il freddo, le marce, quando non sono stato male, credo per un ascesso, per rilievi, una febbre terribile, tutto tranne quel momento in cui mi sono saltati addosso e mi hanno buttato dentro quell'auto. Parole che mi hanno fatto capire la ferita psicologica che subisce, il trauma, il vulnus che subisce una persona che passa improvvisamente dalla piena disponibilità di sé, della propria persona, della propria volontà, del proprio tempo, del proprio corpo, alla situazione di prigionia. Sì, per questo il sequestro di persone è un reato particolarmente odioso. Infatti, Emilio, tu che insomma poi alla fine sei stato tu a dare la notizia in pratica alla famiglia di quando insomma venne ritrovata Cristina, so che tu, Emilio, hai potuto vedere anche il luogo, no? Cosa ricordi e la ferita di questa famiglia poi? Sì, io non sono successo che ero al giornale e quella sera lì e sapevamo che avevano Ballinari, che è quello che aveva parlato, uno dei banditi che aveva parlato
aveva dato indicazioni precise dove era il corpo della ragazza, quindi avevamo un cronista che era Amedeo Vergani sul posto, io avevo il compito invece di curare, di trattare con la famiglia. E quando è arrivata la notizia, Vergani è riuscito a chiamare dicendo che era stata riconosciuta, era proprio la salma, era proprio quella di Cristina. Il direttore Gianni De Simoni mi disse vai su a Eupilio e di al padre che è morta, perché prima che lo sappiano, prima che arrivi il telegiornale. Io sono partito e sono arrivato e lì c'è la villa, ha un cancello con un muretto, ho visto lì sul muretto c'era lo zio della Cristina, Marco, il fratello della mamma, l'ho detto a lui. E lui mi ha detto, è rimasto lì e mi ha detto comunque entra e ho fatto tutta la strada viale per salire alla villa e a un certo punto ho sentito un urlo tremendo, un urlo che mi è rimasto nel cuore per tutto il giorno. Il giorno dopo avanti. Ecco, era successo che il direttore De Simoni, temendo che io non ce la facessi, il telegiornale stava già cominciando, l'ultimo telegiornale della sera, e lui ha preso il coraggio a due mani e ha telefonato lui e lo ha detto al padre, sia il padre che la madre hanno lanciato questo urlo che io ho colto nel momento in cui stavo entrando nella vita, quindi le cose. Poi il direttore scrisse un articolo di fondo stupendo che io ho ripreso, l'ho messo nel libro, l'ho messo nel libro perché è un esempio di giornalismo di altissima qualità. Posso dire che mi stanno venendo i brividi proprio per quello che state raccontando di questo mestiere, di che cos'è questo mestiere davvero quando lo si fa con correttezza e con passione, e di quanto anche noi qualche volta possiamo anche servire, no? In questo caso a dare una notizia prima che, no? La prendano dai telegiornali. Certo, altri tempi, oggi sarebbe impossibile con internet, impossibile proprio, però. Adesso è cambiato molto. Io ho mio figlio che lavora al giorno, vedo che le cose sono molto cambiate, secondo me è diventato molto più difficile, però noi avevamo libertà di entrare ho provato, così mi viene un po' da ridere anche, ho provato ad andare assieme a un frate che dell'ospedale in corsia dal letto del ferito a chiedergli di generalità. No, questo l'ho fatto pure io, però Emilio, che sono più giovane. Non mi sono vestita da suora, ma quasi. Quindi eravamo un po' così, insomma. Sì, eravamo un po' così. Io avevo... Sentite, facciamo una pausa di 1 minuto e torniamo piacevolmente a chiacchierare perché è bellissimo. Va bene. 1 minuto. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Vincitore di 2 Golden Globe. Che vorresti fare, Hamlet? Miglior film drammatico. Essere uno dei commedianti di mio padre. E miglior attrice protagonista, Jessie Buckley, con Paul Mescal. William Shakespeare. Non sei curiosa di sapere di che parla? Cosa? La tragedia. Hamlet, nel nome del figlio. Dal 5 febbraio al cinema. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali. Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi. Perché mi hai lasciata? Perché hai tradito il tuo cuore? Un film di Emerald Fennell. Heathcliff. Cody. Margot Robbie, Jacob Elordi. Baciami,
saremo dannati per sempre. Cime tempestose, dal 12 febbraio al cinema. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati, stiamo insomma rivivendo la vicenda di Cristina Mazzotti e soprattutto questo nuovo processo che si è concluso da meno di una settimana con 2 ergastoli, quindi 2 ergastoli dopo 50 anni, di fatto per omicidio volontario aggravato, perché inizialmente quasi si voleva insomma dire che non era morta, cioè non era un omicidio, ma lei era morta perché stava lì in quel buco per asfissia. Più omicidio di questo non lo so io, Emilio, vero? Sì, anche ha condannato tutti nel primo, Sì. nei primi processi a Novara e poi in assise a Torino. Mi pare 9, adesso non ricordo bene nel libro, 8-9 ergastoli, sì. Poi ridotti mi pare qualcuno meno, però a Torino ridotti, però tutti per omicidio, anche quelli che l'hanno lasciato morire era compatibile magari anche l'omicidio, però la gente che io incontro, sono uno dei pochi giornalisti che va ancora al bar a parlare con la gente al mercato settimanale. La cosa che mi chiedono maggiormente è ma com'è? Ma anche quel che la fa appena la telefonata, che lei la minga occupata, la caffana godla, ne ha vista magari. Io parlo un dialetto, sono amante del dialetto. Sì, va bene. E quindi come fa a dare l'ergastolo che lei? Allora lì è tutto dovuto al Canfora, il PM, sì. Del processo di Novara e di Torino in assise, procuratore generale in assise, che ha tirato fuori questa storia dell'omicidio con dolo, cioè che è eventuale, e tu stai compiendo un'azione che può portare alla morte, devi essere consapevole che può portare alla morte della vittima, quindi delle cose, no? Senti, e quindi ecco. Gabriele, vuoi ricordare in base a che cosa venne riaperto? Cioè, quali erano poi le prove portate adesso nel nuovo processo? Allora, anzitutto Laura, devo fare una confessione che sono molto invidioso di Emilio, perché è mancata. A me è mancata l'esperienza di vestire l'abito talare, ecco, per tanti anni mi è capitato di nascondermi in un confessionale per sorprendere la vittima di turno, diciamo così, ma quello di indossare l'abito talare proprio mi è mancata. Mi sono vestito da cameriere, da ferroviere, ma l'abito talare, ecco, questo possiamo, mi però manca, credo Gabriele, sai che tu lo sai, Gabriele, che potremmo farlo. Io so anche dove. Beh, sì. Vabbè, abbiamo i nostri piccoli segreti. Non escludo che così vuole colmare questa avventura, questa mancanza, questa lacuna prima che sia troppo tardi. Tornando a questa tragedia, anzitutto devo dire che sentire parlare Emilio, sentire parlare veramente un maestro della cronaca, Emilio che mi conosce sa che non lo dico per piaggeria, è tutt'uno. Veramente come si viveva, non come si lavorava, come si viveva il lavoro una volta. Ecco, io ho fatto tempo, qualche mese meno di Emilio, però ho fatto tempo, ed è stata una grande fortuna di partecipare a questa epopea della cronaca, e soprattutto di avere dei maestri come Emilio, che dovevi soltanto osservare e vedere come si comportavano. La nuova indagine è condotta dalla direzione distrettuale antimafia di
Milano Stefano Civardi, dalla questura di Milano, dalla squadra mobile. È stato innanzitutto sono stati riletti degli atti molto importanti. Penso alle dichiarazioni di Antonio Zagari, grande pentito della mafia Calavro-Varesotta, chiamiamola così, l'uomo che fece fallire il sequestro di Antonella Dell'Ea nel gennaio del 1990 a Gelminiaga, e dalle sue fluviali dichiarazioni scaturì l'operazione, anzi le 2 operazioni Isola Felice, che mise veramente alla sbara la 'ndrangheta trapiantata in provincia di Varese. E Zagari indicò come ideatori del sequestro il padre Giacomo Zagari, capobastone della zona, l'epicentro era Malnate, e un altro, un aquilano, che era deceduto nel frattempo. In particolare andò oltre, perché disse che poi Zagari padre in un primo tempo aveva partecipato all'ideazione del sequestro, poi si era staccato dal gruppo perché era stato aggregato come gregario un personaggio che il vecchio Zagari riteneva essere un informatore delle forze dell'ordine, e quindi non partecipò alla... però ecco, c'era nei racconti di Zagari anche questo della 125, la 125 che è stata attribuita al personaggio che è scomparso, cioè a Morabito. Sì. La 125 che compare nel sequestro come battistrada, come sia dell'auto dei sequestratori, poi della 125 che trasporta Cristina una volta avvenuto il trasbordo dalla Minimino del fidanzato alla 125, precede questa Giulia la 125 fino a Castelletto Ticino, dove c'è questa orrida fossa che attende Cristina. E poi ci sono anche i riconoscimenti fisici fatti dai 2 amici che accompagnavano Cristina. La Cascina Padre Eterno? Sì, era la buca era nella cascina al Padre Eterno. Pensa a te. Ma sapete un po' che quando io, scusate se mi... Sì, vai. Quando la polizia 2 giorni dopo ha portato qualche giornalista a vedere questa borsa, e infatti c'era anche la RAI in una trasmissione che qualche mese fa la RAI ha fatto su Cristina Mazzoli, si vede molto bene questa buca. Ecco, c'era con me talmente atroce questa storia, che c'era con me una giornalista che non mi ricordo più se era una ragazza che era di Avvenire o di Repubblica, non mi ricordo più. Questa qua, quando ho visto insomma qua, quasi sveniva. L'abbiamo dovuta sorreggere. Pensate un po' che cosa era questa roba. Sì, è veramente agghiacciante, veramente agghiacciante. Senti, Emilio, poi c'è anche un mistero sul riscatto, no? Legato al riscatto. Sì, allora le prime telefonate arrivavano, li hanno anche fotografati, e le prime telefonate chiedevano 5 miliardi. Poi quel padre era decisissimo, infatti ci sono le registrazioni al processo, sono state le registrazioni, sono arrivati 1 miliardo e 50 milioni, sono stati pagati e sono stati divisi in Calabria con probabilmente Moroni, forse lui lo sa meglio di me. È Calabrò che ha diviso i soldi. Ma poi questi soldi, cioè, gliel'hanno mai,
Ce li avevano, No, dove li hanno? hanno recuperato i 75 milioni che Libero Ballinari ha dato a Ponte Tresa, alla banca svizzera, a cercare di pulire, no? Certo. E lì hanno quel balordo che faceva da tramite, che poi è stato condannato anche per altri sequestri di persona, perché purtroppo perché i sequestri di persona, l'ha detto benissimo il PM Canfora, no? Perché i sequestri di persone sono venuti tanti da queste parti. Io ne ho seguiti ben 14, 14 sequestri di persone. E tutti qua, perché andavano a pulire i soldi in Svizzera, poca. Soltanto che questo qua gli è andata male, perché il cassiere della banca di Ponte Tresa che dice: ma come, questo è un balordo, se fa che schifo, come fa tutti questi soldi. E allora ha detto che lui ha avvisato medici, che ha avvisato il procuratore sotto Cemerino di Mendrisio, al quale ha detto arrestatelo, no? Quindi l'hanno arrestato e lui poi l'hanno fatto confessare quella famosa sera in cui lui, lì la polizia svizzera lo ha torchiato, diciamo così, tra virgolette. Quando si faceva che forse oggi ci servirebbe, vero Gabriele, torchiare un po' di gente. C'era uno scalino dove si inciampava. E quindi hanno recuperato solo questi 70-80 milioni. Adesso non si è più. Anche questo è un interrogativo che resta sulle. Sì. Un'altra storia tremenda di questa tragica vicenda è la fuga di Angelini e la Pedroncini, la carceriera, i carcerieri di Cristina Mazzotti, i quali lei stava scontando 35 anni, lui l'ergastolo nel carcere di Perugia, e grazie alla legge Gozzini avevano dei permessi uscivano, e questi andavano a soggiornare in alberghi di lusso, e poi una volta non sono più rientrati e li ha beccati la polizia svizzera in Costa Azzurra. Perché in Costa Azzurra? Perché probabilmente loro avevano una parte del riscatto e lo stavano pulendo con il casinò di Monte Carlo. Certo. E ci sono ancora due cose insolute, perché lì ci furono 2 omicidi in Costa Azzurra legati a questa storia, e non sono ancora riusciti a scoprire chi li ha fatti. Va bene, senti Emilio, c'è ancora qualche cosa insoluto, va bene. È interessante, bisognerebbe un po' andare a vedere se la DDA ha voglia di. Può essere, perché appunto, ripeto, io so che ci sono delle indagini in corso adesso proprio in zona, quindi magari si può. Ecco, poi vabbè, a questo punto intanto per ora c'è questa sentenza di primo grado, vedremo insomma cosa succederà. Questo Morabito c'è questo, scusatemi, Calabrò, che ha tentato pure di leguarsi, ma ovviamente per fortuna l'hanno beccato. E cioè incredibile, questa è veramente gente che proprio criminali veri, non è, questi sono proprio criminali veri. E forse anche quelli di altri tempi, non lo so. Vorrei aggiungere, Laura, se mi permetti, l'omertà con quale si sono protetti a vicenda in questi anni. Certo. Sì. Emilio, tu l'hai sentita anche questo omertà lì nelle zone? No, non ho capito cosa succede. L'omertà che ha coperto questi personaggi, insomma. Sì, ma però con i sequestri di persona bisogna dire che
la gran parte li hanno cioè, ci sono state due, io ho sentito due con due vittime, uno alla Cristina Mazzotti e l'altro il Paolo Giorgetti di Meda, il ragazzo che l'hanno ucciso, è morto, e qui anche quello, quindi li ho seguiti tutti e due, e quello ancora pari di tragicità, uguale a quello del dolore, uguale a quello di Cristina. Però anche quelli li hanno scoperti poi, perché insomma a me questo Andrangheta sono stati feroci, sono stati cattivi, determinati tutti, ma anche mi pare molto stupidi. Beh, per fortuna. Per fortuna. Perché, per esempio lì c'era anche l'anonima sarda che lavorava. C'è addirittura un sequestro di Davide Agrati, il bambino di Monticello Brianza, è stato rapito e l'hanno liberato a Lecce, no? L'ha liberato la polizia a Lecce, no? E questi qua cosa hanno fatto? Talmente stupidi che l'hanno nascosto a Lecce, no? Che è un paese dove nessuno dove non vola una foglia senza che nessuno certo. che tutti lo sanno, no? Quindi questo l'avevano messo in l'ultimo piano di un palazzo, e il carceriere, poveretto, lui tutti i giorni andava a comprargli i cioccolatini quell'ovetto che si apriva con dentro non mi la sorpresa, Kinder. La sorpresa. Il bottegaio ha detto ma che schifo, che poi lì ha cominciato a sospettare, l'ha segnalato, ha fatto l'eruzione alla polizia, l'hanno liberato, quindi per fortuna. Per fortuna. Ma stupidi anche, per fortuna. Va bene, grazie Emilio, grazie mille. Ti saluto perché adesso con Gabriele parliamo 5 minuti di Garlasco, non so se vuoi rimanere con noi. Ho capito, no. Un saluto Emilio. Ciao, Emilio. Emilio, ricordaci il nome del libro, così ricordaci il titolo. Adesso 5 centimetri d'aria, editore Mursia. Ok. Bene. Grazie Emilio, alla prossima. Grazie, buona serata. Sì, Gabriele, allora l'omertà penso che tu intendessi il fatto che questi qui vivevano come due belli tranquilli anziani che vanno ma l'omertà fra di loro intendevo. A giocare a bocce, belli tranquilli. Una vicendevole sostegno omertoso. Certo. Che credo duri ancora, perché qualcuno manca ancora all'appello, c'è quella impronta non identificata, non sappiamo esattamente quanti fossero su quella 125, quanti fossero su quella Giulia, e c'è ancora qualcuno che manca all'appello, credo. Però questo fatto che dopo 50 anni c'è una sentenza, no? È comunque positivo. Appunto, ci può... Comunque positivo. Ci fa sperare. Ci fa sperare per altri casi anche, magari anche... Vediamo se arriverà una verità, quale che sia, anche dopo 18 anni. Sì, infatti, proprio di quello, infatti volevo parlare. Adesso, vabbè, questi giorni si rincorrono notizie. Oggi abbiamo saputo, te la do in anteprima, non so se l'hai saputo, che è stato sentito a Brescia De Stefano, il professor De Stefano, nell'ambito del procedimento per corruzione, però ovviamente non è indagato, cioè, o perlomeno questo sappiamo solo che è stato sentito, ovviamente non sappiamo nulla perché è tutto segretato. Sicuramente cioè, è una testimonianza che scaturisce probabilmente dalla vicenda poi che ha portato all'incidente probatorio, anche da quello che è emerso durante l'incidente probatorio. Cosa ne pensi? Ma sì, diciamo chi è il professor De Stefano, era medico legale all'Università di Genova, e durante
nel corso del processo d'appello disse, quello che si concluse con la condanna di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione, eseguì per incarico della Corte d'Assise d'Appello di Milano la perizia sui reperti nucleari, concluse che il materiale biologico era illegibile perché alterato e scarso. Ecco, questo Sì, conclude così, però prima di concludere prende il DNA a Stasi e lo compara. Poi conclude dicendo che non è comparabile, ma lui non escluderebbe che è di Stasi, insomma. Sì, conclusione così nella conclusione del dubbio. Credo comunque che il fatto che sia stato sentito a Brescia sia riconducibile. Poi hai fatto molto bene tu, Laura, a ricordare che non è assolutamente indagato il professor De Stefano. Sì, no. Senti, cosa ne pensi? Cioè, ti chiedo questo proprio in chiusura. Cosa ne pensi dell'esternazione del generale Garofano, che mi sembra nervosetto questo periodo, però cosa ne pensi di quello che ha detto quando ha detto che gli errori che sono stati fatti dipendono dal fatto, sul PC di Stasi in particolare, che dipendono dal fatto che i carabinieri non avevano la terza media o avevano solo la terza media? Ma insomma. Ma io credo che un operatore di polizia, la sua valentia nasca dall'esperienza, dall'attitudine a svolgere un certo lavoro e non tanto dal titolo di studio. Lo dico con molto rispetto per il generale Garofalo. La mia impressione generale, però, Laura, chiedo se la condividi, è che si stia da varie angolazioni, con ottiche diverse, rifacendo una sorta di processo da Alberto Stasi. Ma proprio non è che è un'impressione. Quando io vorrei sapere qualcosa sull'indagine a carico di Andrea Sempio. Sull'indagine a carico di Andrea Sempio, noi di Giallo abbiamo pubblicato due cose molto importanti che fanno parte dell'indagine, quindi il fatto che lo scontrino famoso, di fatto, che è sempre stato molto interessante per gli investigatori per vari punti di vista, è stato accertato che fosse stato falsificato, quindi a questo punto diventa un indizio abbastanza importante. E poi il fatto che si sta indagando anche su altre vicende, tipo anche un eventuale coinvolgimento, anche solo come sapeva, eccetera, di Marco Poggi, però vabbè, insomma, questo poi sarà tutto da vedere, però insomma le nuove indagini io sento che insomma sta per succedere qualcosa, ecco, comunque un puzzle piano piano si sta componendo, sicuramente noi non sappiamo nemmeno un milionesimo di quelle tessere. Assolutamente. Non sappiamo Però niente del io credo lavoro che, insomma, ecco, questo processo alternativo tris quater ad Alberto Stasi è più che altro televisivo, da parte di alcuni ovviamente, e sui social, ma, non vedo perché, cioè, dimenticano che c'è una sentenza, cioè uno non può essere giudicato 2 volte per lo stesso reato in Italia, giusto? Sì, certamente, poi bisogna vedere anche se queste indagini sulle attività di Alberto Stasi, ma a questo punto anche di Chiara Poggi, la povera vittima, di cui si parla troppo poco, vorrei dire, come spesso accade da noi quando ci sono in mezzo delle vittime, come può entrare in sintonia con l'indagine, che è comunque l'indagine principale, che è quella che come si sposano questi accertamenti, che saranno anche numerosi, non spetta a me certamente, mentre come si sposano con l'inchiesta, con l'unica inchiesta tuttora in corso, che è quella che vede una persona indagata per omicidio volontario. Infatti. Diteci un punto di congiunzione, un punto di quantomeno di affiancamento. Ecco, scusa, mi faccio delle considerazioni molto banali, no? No, però è vero. Alla buona, però credo che sia chiaro il concetto, insomma.
Mah, insomma vedremo dai, speriamo di avere qualche La pazienza risposta. non ci manca, Laura, Ah beh, ormai abbiamo as neanche la tenacia. abbiamo aspettato tanto. Però sicuramente insomma, ovvio che questo tipo di fatto, di reato, eccetera, è completamente diverso dalla vicenda di cui abbiamo parlato oggi, ehm, comunque, nello stesso tempo agghiacciante, una ragazza di 18 anni, una ragazza di 27 anni, cioè comunque tutte e 2 con la vita davanti, con dei sorrisi bellissimi, ehm, che non meritavano insomma la fine che hanno fatto tutte e 2, chiunque sia stato. Poi per Cristina adesso lo sappiamo precisamente, per Chiara per ora c'è un colpevole che sta espiando, però appunto c'è questa indagine parallela, capiremo, se è così o non è così. Per cui sì, hai ragione, bisogna anche un po' sempre ricordare loro e la loro sofferenza in quel momento, cioè, veramente il momento in cui Cristina è stata, no, presa in quella macchina, portata via, non posso immaginare una ragazza di 18 anni che viene rapita così, Guarda, assurdo. penso anche al coraggio di quella ragazza Sì, diciottenne che quando i banditi chiedono chi è Cristina Mazzotti, dice sono io. sì C'è anche. questo piccolo gesto, Sì, di evitare che prendessero anche la persona sbagliata, penso un po', ecco, per penso. poi essere vittima di un omicidio, perché di omicidio si è Sì, trattato, un omicidio che è durato 40 giorni. terribile, una morte terribile, veramente. Va bene, grazie mille Gabriele e Grazie a te, insomma Laura, come sempre. alla prossima. Ah, Spero vuoi che mi inviterai ancora, avrai l'incoscienza di sì. invitarmi ancora. Aspetta, ricorda il tuo E ultimo libro perché so che ce n'è uno sì, il mio ultimo libro, sì, è scritto col collega Emanuele Roncalli, si sì. intitola Una suora all'inferno abbiamo pubblicato una serie, una raccolta di lettere di detenuti eccellenti a Sor Gervasia Rioli, che è una religiosa che ha dedicato la vita all'assistenza ai detenuti. Ah, interessante veramente. Sì, ne abbiamo parlato, però ci Grazie, torneremo in queste grazie della storie. citazione. Grazie, grazie mille. Grazie, buona Alla serata a prossima. tutti. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.